della Lega, questa appunto. politica. Chi si chiede Fasoli perché verde, lo ripeto, poi, perché della Lega. Sì, no, ma poi anche per rilasciarmi a Fasoli, quando dice dove le collochiamo ad esempio le centrali, sicuramente se il governo assume atteggiamenti come questo, prende e con una legge speciale probabilmente direttamente dal Ministero dell'Interno e dice là per ordine pubblico lo colloco là, giustamente il sindaco di Sommacampagna interviene e dice non siamo neanche mai stati contattati. Guardi, noi come PNE faremo una battaglia durissima. Abbiamo già convocato a Sommacampagna proprio per martedì sera alle ore 18 una conferenza stampa in cui sarà presente anche il nostro consigliere regionale Mariangelo Foggiato, perché sul tema daremo una battaglia ferrea. Non è possibile che gli immigrati clandestini li portino qui da noi. Noi siamo per un ripatrio diretto, anzi siamo perché quando arrivano le navi siano sicuramente rivestiti, rinfocillati, ma la nave deve essere portata subito a destinazione da dove è partita, perché se noi gli immigrati clandestini incominciamo a metterli nei centri e pensiamo di identificarli, come facciamo a identificarli? Questi prima di salire ed essere imbarcati per arrivare sulle nostre coste, strappano i documenti, questi arrivano senza documenti, senza nulla. Questi saranno difficilissimi da rimpatriare, so che ne rimpatrino qualcosa come 3 su 100, per cui il problema vero è questo. Adesso, e lo dico, non mi vergogno a dirlo, la Lega Nord ha fatto delle promesse a Lampedusa e là capisce che le deve mantenere, ma ha fatto delle promesse anche qui, anche al nord dove ha preso un sacco di voti, ha promesso che gli immigrati clandestini saranno rimpatriati immediatamente e non è sicuramente aprendo un centro di immigrati clandestini che si fa. E finisco per dire, ricordo che un centro per immigrati clandestini non è soggetto a un regime carcerario, per cui non aspettatevi cari cittadini, che questi siano chiusi fra 4 mura, questi hanno anche dei permessi e ci sono delle comunità lì vicino, non sono sicuramente abituate a vivere come si vede nelle immagini dei centri di Lampedusa. Devo dire che su questa vicenda anche ad esempio c'è stato il no del sindaco Tosi sulla possibilità che venga questo centro è emblematico. aperto. Il no del sindaco di Tosi a Bosco Mantico, il no di Faccioli a Villafranca, il no di Flavio Tosi a Bosco Mantico, è emblematico. No, ma posso dire una cosa singolare? No, Bosco Mantico lo facciamo sulla campagna a Villafranca. La cosa singolare, no, ma la cosa singolare è questa, che credo che al ministro Tosi gli sia venuta una botta di delirio e di onnipotenza. Aspetta che se no i telespettatori ti dicono su, ministro Maroni. Esatto, no, ma dico il ministro Tosi. Ah, ministro. Perché lui, non lo sapevo questo. No, perché lui pensa di essere lui che decide a nome e per conto degli altri sindaci e delle altre comunità. Allora, lui col suo collega di partito può andare al cinema, al night, al ristorante, fare quello che vuole. Può al massimo decidere e impegnarsi, per quanto nelle sue possibilità, salvo che poi la Giunta e il Consiglio dovranno deliberare, per quanto riguarda il suo comune. Ma non mi risulta che sia diventato né ministro, come dicevo all'inizio, né governatore del Veneto ancora. Poi forse lo diventerà, ma la presa di posizione del sindaco di Sommacampagna dal punto di vista del merito è ineccepibile. Dice io sono disposto a discutere di merito, anche se faccio osservare che il mio comune ne ha già sopportate tante, però che qualcuno avesse la buona educazione almeno di parlarmi o di informarmi, dal ministro al governatore o a chi tocca, cioè non tocca certo a Tosi pronunciarsi su dove va fatto il centro per l'identificazione e l'espulsione. No, ma questa è la prima questione che riguarda non solo lo stile, ma anche il discorso che dicevamo prima, a casa mia no, facciamolo pure a casa degli altri e chi se ne frega, così facciamo la bella figura di essere coerenti e scarichiamo sugli altri il problema. Detto tutto questo, per onestà, io ho già detto pubblicamente in più occasioni, lo ripeto qua, che se il problema degli extracomunitari che arrivano nel nostro paese è un problema di Lampedusa, al quale va dato il premio Nobel per la pace, l'accoglienza e la sopportazione di una popolazione che da sola, senza aiuti in qualche caso, ha retto un impatto devastante dal punto di vista dei problemi e della solidarietà e della emotività che può aver provocato un impatto di questo genere, questo paese, per non essere come sempre un paese da operetta, deve decidere che cosa vuol fare. Io non credo che la ricetta che dice il mio collega sia praticabile, perché da sempre si è visto che il tema dell'immigrazione è un problema troppo complicato, che non può essere politicizzato. La destra ha detto con noi non arriverà più nessuno. Eccoci qua. Non è così.
Allora, decidere di convivere con questo problema può significare che tu non lo fai scoppiare in un posto, lo affronti adeguatamente, ma non in termini di improvvisazione. Non puoi fare carceri a cielo aperto dove tieni la gente segregata in condizioni talvolta disumane. Però se devi decidere di accogliere queste persone, hai due strade: o fai finta di non vedere, li lasci girare, dormire sulle panchine, sotto i ponti, oppure cerchi di identificarli, capire quelli che sono qua per ragioni obiettive, tipo che chiedono lo status sul serio di rifugiato politico per quali ragioni, quali altri puoi identificare e rimandare sul suo territorio una volta che hai capito da dove vengono, perché non è che la barca parte alle ore 15-18 dal porto e può tornare lì. Spesso la gente quando arriva lì, come hanno fatto tutti gli studiosi, ha fatto magari 2000 chilometri pagando soldi dappertutto, viene da paesi lontanissimi. Allora tanto vale che tu gli tiri, come diceva qualcuno dei nostri grandi rappresentanti della Lega, con le mitraglie in alto mare. Non è che la fai abbordare a terra e poi la riporti in alto mare e non sa dove vanno. Anche perché è obbligo assistere. Faccio osservare che i marinai siciliani che hanno assistito dei naufraghi sono stati in qualche caso accusati di connivenza con l'immigrazione clandestina. Ma capite che paradosso? Allora, se il nostro paese vuole essere serio, decide che cosa vuol fare di questo problema, decide di trattare seriamente le persone, decide di darsi una legislazione che ancora aspettiamo sul diritto d'asilo all'altezza degli altri paesi e affronta con una politica non delle mance alla Libia che hanno provocato nessun risultato, tanta propaganda e nessun risultato, ma con la faticosissima costruzione di relazioni che facciano cessare un flusso di disperati. Ma se vi immaginate che qualcuno con la bacchetta magica si chiami Prodi o Berlusconi o domani Tosi, Maroni o chi che sia possa risolvere il problema, bene signori, vi fate imbrogliare, perché da sempre il problema dell'immigrazione si è ad ondate cicliche manifestato dai paesi più poveri verso i paesi più ricchi. L'unica alternativa è cercare di decidere come si convive con il problema, facendo rispettare le leggi e tutelando la sicurezza delle persone. Mettersi le mani sugli occhi può essere una soluzione, ma auguri se pensate che con la propaganda si risolve il problema. Come dice Giacobuzzi, misure diverse per un unico obiettivo. Sì, ma comunque l'esponente di centrosinistra mi delude, è logico che sia così probabilmente, però quando lui dice guardiamo chi è qua per delinquere, chi è qua, no, un clandestino è un clandestino e per quanto tale va trattato da clandestino. Allora io dico, ce li stanno portando qui in Veneto, ma che il ministro Maroni se li porti a Varese, c'è un aeroporto anche là, mi sembra, anzi ce ne sono due. Però no, i somali che fuggono dalla guerra civile, ad esempio... Sono d'accordo, quelli sono rifugiati politici, ci sono già gli aiuti... Cosa sto dicendo io? No, mi lasci finire, ci sono rifugiati roba. politici, ci sono già gli aiuti internazionali che si muovono in quel senso. La strategia, e non sono io al governo, non sono io che ho fatto le promesse che non arrivavano più immigrati, per cui ti prego non rivolgerti a me, che PNE è un movimento trasversale e ha un'idea tutta sua su come risolvere la questione immigrati. Da un certo punto di vista prende spunto anche da una tua idea, che è il fatto che queste persone vanno aiutate nei paesi d'origine. Io sono convinto che noi abbiamo dei grossi impegni da fare soprattutto nei confronti dei paesi africani. Allora voglio dire, perché il governo seriamente non prende una strategia, ma non dico anche solo il governo, anche la Regione Veneto se avesse maggiore autonomia potrebbe farlo, una strategia di aiuto sul territorio. Questo darebbe lavoro alle nostre imprese, questo permetterebbe di avere dei capitali investiti all'estero, questo permetterebbe a queste persone di essere trattate e civilizzate, se così posso dire, nei loro paesi, e penso che queste persone abbiano tutto il diritto di stare nei luoghi d'origine, penso che loro stesse lo vogliano, perché affrontare un viaggio in quelle condizioni penso che non debba essere facile per nessuno. Io non voglio criminalizzare queste persone, però voglio far notare che questo governo li va a prendere in acque territoriali, li porta sulle nostre spiagge e adesso ce li mette qui, a casa nostra in Veneto, quando invece ha promesso tutt'altra cosa. Io dico, PNE sicuramente non vuole criminalizzare queste persone, anzi è un problema che sentiamo molto a cuore e lo desideriamo trattare con tutto il rispetto, ma secondo noi l'azione va fatta nei paesi d'origine, seriamente. Abbiamo una telefonata da casa, buongiorno, chi parliamo?